Non c'è solo il Venezia Football Club del campionato di Serie B a tenere alta la bandiera del calcio in Laguna, ma il Comodoro e compagni hanno anche delle colleghe altrettanto brave, anche se forse meno conosciute al grande pubblico, che fanno parte della squadra femminile che partecipa al campionato nazionale di Serie C. Il club Altamarea ha voluto festeggiare le ragazze con un evento a loro dedicato al pub Marciano di Canareggio. E il 26 aprile la squadra femminile ha un appuntamento storico con la semifinale di Coppa Italia in gara secca a Mestre contro lo Spezia. La parola a mister e giocatrici. Contiamo fiduciosi di scrivere la storia nel club per quanto riguarda il femminile, portando il primo trofeo al femminile a Venezia. Il progetto del Venezia è un progetto molto ambizioso e che crede tantissimo nel femminile. Il Venezia ormai mi è entrato nel cuore perché siamo una grande famiglia, e maschile e femminile sono molto uniti e questa cosa è bello perché comunque è un mondo professionale, ecco, cosa che comunque in altre società, in altre strutture non è così purtroppo nel calcio femminile, quindi questa cosa è una cosa bella. Merito agli organizzatori che hanno pensato a una festa tutta dedicata al calcio in rosa. Volgiamo il nostro sguardo anche al settore femminile ed è giusto fare così perché per esempio nel nostro club, che quest'anno annovera più di 180 soci, più di 30 sono socie donne. Ci siamo chiesti come mai la squadra femminile viene trascurata ed è nata così spontaneamente l'idea di interessarci anche a loro. Un po' alla volta ci siamo accorti che effettivamente è un mondo di cui non si occupa nessuno dei club, che sono tutti concentrati sul calcio maschile. Certo, il calcio femminile è diverso ed è forse più difficile da seguire.